Le treccine morbide siciliane, le preferite ricoperte di zucchero semolato o di semplice zucchero a velo? Immagino che per molti siano un ricordo di infanzia, perché queste briochine si acquistavano al mattino per portarle a scuola o nel pomeriggio per la merenda. Continuano però a deliziare grandi e bambini, soprattutto nella città di Palermo, dove non mancano mai all'interno dei panifici. Realizzo l'impasto a mano, ma potete usare anche la planetaria. Inizio scaldando 250 ml di latte, deve essere appena tiepido. All'interno sciolgo 15 g di lievito di birra fresco, insieme ad un cucchiaino di zucchero preso dal totale, per attivare al meglio la lievitazione. E intanto, in una ciotola capiente, setaccio le due farine. 250 g di farina 00 e 250 g di Manitoba. Faccio spazio al centro e aggiungo lo zucchero, 80 g. Grattugio la scorza del limone per aromatizzare l'impasto. Potete scegliere anche la vaniglia se preferite. E metto il latte con il lievito ormai sciolto. Inizio quindi ad impastare per amalgamare gli ingredienti. Dopo un paio di minuti aggiungo anche 1 o 2 pizzichi di sale. E per finire lo strutto morbido a temperatura ambiente. All'inizio sembrerà difficile farlo assorbire dall'impasto, ma continuate a lavorare su un piano aiutandovi con un altro pizzico di farina e man mano che impastate vedrete che otterrete un panetto liscio, omogeneo e non troppo appiccicoso. Lavorate energicamente per qualche minuto. Ecco pronto l'impasto. Si presenta così. Lo rimetto in ciotola, copro con pellicola e inizio la prima lievitazione. In forno spento con luce accesa il panetto dovrà più che raddoppiare il suo volume e ci metterà all'incirca 2 ore. Trascorso questo tempo, ecco l'impasto lievitato. Lo rovescio sul piano di lavoro e lo allungo senza maltrattarlo. Lo taglio quindi in parti uguali. Ogni pezzo peserà 90 grammi. Questo perché voglio che le treccine siano piuttosto grandi per rimanere proprio più soffici all'interno. Allungo ogni pezzo di impasto per formare un bel cordoncino. Lo piego a ferro di cavallo e intreccio in maniera molto semplice, unendo poi le due estremità. Ecco le treccine da sistemare in teglia rivestita con carta forno, un po' distanti tra loro. Adesso dovranno lievitare per la seconda volta, quindi rimetto le teglie in forno e aspetto all'incirca 45 minuti. Treccine raddoppiate, è il momento di spennellarle con il latte. E intanto porto il forno a temperatura. L'ho impostato in modalità statica a 180 gradi, quindi cottura delicata per le nostre brioche che dovranno cuocere appena 20 minuti, giusto il tempo di prendere un po' colore. In cucina c'è un profumo buono e delicato. Le treccine sono morbidissime, guardate. Difficile aspettare, ma non sono ancora pronte. Bagno la superficie con un po' di acqua e le passo nello zucchero semolato, facendolo attaccare per bene. Ora sì che sono pronte, da gustare subito per apprezzarne l'estrema morbidezza. Sono bellissime, soffici come una nuvola e ci riportano subito indietro di qualche anno. Lo zucchero semolato le rende più umide. Se preferite potete spolverizzare anche con zucchero a velo. Un'idea per la prossima volta? Arricchire l'impasto con gocce di cioccolato. Che ne dite? Se le provate fatemi sapere. Io vi aspetto presto con una nuova videoricetta. Un abbraccio da Valentina.